Questa è la partenza della marcia organizzata dagli imprenditori, dai residenti, per protestare contro l'allungaggine della costruzione del Terraglio Est, una bretella che dovrebbe unire questa nuova zona industriale nella località di Dosson di Casier, dove ci sono molte aziende, ma i lavori, quest'opera era inserita nel piano delle opere complementari del passante, purtroppo però la zona è stata ancora bloccata e l'opera non è realizzata. Diversi gli esponenti delle categorie presenti, gli industriali, il vicepresidente di Un'Industria Flavio Sgambaro, il direttore provinciale della CNA Giuliano Rosolen, i rappresentanti dell'Ascom Commercio a partire dal vicepresidente Aurelio Munari, quindi poi molti imprenditori, tra gli altri ad esempio Menuzzo, il titolare della Came, nota azienda che produce cancelli e automazioni, che stanno protestando, ma insieme a loro anche molti residenti della zona per quest'auto. Qui ci sono molti insediamenti industriali e quindi anche molto traffico, un'esigenza questa di avere questa bretella che potrebbe sgravare il traffico del terraglio non solo per le imprese ma anche per chi abita in questa zona.